Novità in merito alla festa di San Calogero sono state illustrate stamani da Don Giuseppe Veneziano, rettore del santuario, e da Don Nino Gulli. Una festa ridimensionata nello svolgimento per via della pandemia, per evitare la diffusione del virus. Si è individuato un percorso comune condiviso dalla Rettoria, dall'Associazione dei Portatori di San Calogero, dalla Confraternita. Le celebrazioni previste la domenica mattina si svolgeranno davanti Piazza Stazione, in uno spazio antistante dove sarà allestito uno spazio celebrativo con l'altare e le sedie e collocata la statua di San Calogero, quindi la Santa Messa. Allora, la celebrazione durante la settimana, togliamo le domeniche per ora, saranno 2 ogni giorno, una alle 9 e un'altra alle 19, no? Alle 9 celebrerò io abitualmente, mentre alle 19 celebrerà un sacerdote della Forenia di Agrigento che potrà portare con sé massimo 10 persone, che avranno un pass per dare possibilità. I posti durante le celebrazioni all'interno del santuario sono 71 al massimo, quindi sarà contingentata anche la partecipazione. L'ingresso sarà sempre da Viale della Vittoria, sia prima delle 9, dalle 8 e un quarto sarà aperto il passaggio. Poi cominceranno dopo la messa alle 9 alle 10 e mezzo fino a mezzogiorno nei giorni feriali, questa possibilità di entrare in santuario e uscire, poi defluire dal portone centrale. Il portone centrale non sarà di ingresso, ma sarà uscita stavolta, no? Per chi entra in santuario dovrà avere la mascherina. Bene, ecco, e dovrà igienizzarsi le mani, questo lo farà all'ingresso, no? Ci saranno i volontari che daranno questa possibilità di igienizzare anche le mani. Questo per quanto riguarda. I 2 sabati invece sono più impegnativi, perché i 2 sabati non ci sarà la messa pomeridiana nei 2 sabati, ma daremo possibilità ancora fino alle 8, continuativamente, dalla mattina alle 10 e mezzo fino alle ore 20, la possibilità di entrare in santuario e di fare la preghiera. Ad animare questi momenti, diciamo così, di pellegrinaggio è stata incaricata la Confraternita, che penserà bene all'animazione della preghiera, del canto e anche all'accoglienza poi quando saremo fuori. Fuori in Piazza Stazione ci saranno almeno 4 postazioni di ingresso per quanto riguarda l'ingresso per le celebrazioni. Dopodiché anche i volontari, cioè quelli della Confraternita, inviteranno le persone a uscire, a defluire, e la zona sarà delimitata soltanto per le celebrazioni. Fuori delle celebrazioni quella zona resta libera completamente, no? Chiusa, perché nessuno potrà sedersi, utilizzare quelle sedie. L'ultima domenica, la seconda domenica, giorno 11, avremo una celebrazione come abbiamo fatto la prima domenica, però dentro al santuario, sempre allo stesso orario, di 7 e 9, no? Alle 7 e alle 9, l'ultima messa delle 20:30, come abbiamo fatto ora la prima domenica, non ci sarà. Sarà una possibilità con 9 e 19. Alle 9 e 19 o 7 e 9? 7, 9 la seconda domenica e basta. Mentre le altre messe le persone possono partecipare in Basilica alle 11, alle 18 e alle 19:30 per la seconda domenica. Chiaramente qual è la novità che deve essere condivisa da tutti? Che quella liturgia tradizionale di avvicinarsi al santo, toccare il santo, asciugare il santo non è possibile. Le norme ci chiedono di attenerci a una serie di indicazioni, per cui ci saranno delle transenne, delle limitazioni. La cosa fondamentale: saremo all'aperto. Dal 28 di giugno non c'è più l'obbligo della mascherina all'aperto, però le norme precise ne raccomandano che in caso in cui non si possa mantenere il distanziamento o nell'ipotesi di maggiore affluenza va usata la mascherina. Noi raccomandiamo l'uso della mascherina anche perché sappiamo che i devoti sono tanti che affluiranno a San Calogero, per cui vi chiediamo anche all'aperto di rispettare tutte le norme, indossare correttamente la mascherina. Chiaramente bisogna tenere conto che siamo all'aperto e saranno giornate calde, per cui raccomandiamo a chi ha delle patologie, a chi ha delle sofferenze di
evitare gli orari più caldi o di evitare di partecipare all'aperto sotto il sole, perché stiamo vivendo in questi giorni delle temperature che ci stanno mettendo tutti alla prova, per cui le raccomandazioni sono quelle di prudenza, di rispetto delle indicazioni. Anche quando arrivando dovesse trovare tante persone, non abbiate paura. Bisogna attendere, si può attendere nella zona del viale sotto gli alberi, con una zona molto ampia, aspettare che quelli che sono già nella piazza magari defluiscano, e poi magari a poco, a piccoli gruppi, ci si potrà avvicinare, fare il percorso, arrivare davanti l'immagine di San Calogero, che ci saranno delle transenne, ci sarà tutto un percorso obbligatorio. I volontari in questo ci collaboreranno. Grazie alle istituzioni, grazie a tutti quelli che hanno permesso questa realizzazione, dalla Prefettura alla Questura, alle Forze dell'Ordine, il Comune di Agrigento, la Protezione Civile provinciale, che ci ha dato una mano grandissima nella preparazione di tutti gli adempimenti, di tutto il piano, l'ASP, 118, ho paura di dimenticare qualcuno, però dico, la collaborazione è stata così tanta e così ha funzionato la sinergia, che ci ha permesso di realizzare questo piccolo segno per quest'anno, che diventa un segno di speranza anche per gli anni a venire.